Sembrerebbe come un piccolo cinema paradiso, nel senso biglietteria, pulizie, si può proiettare, il proiettore essendo digitale, io adesso giustamente non so bene tecnicamente, doveva sempre andare, essere in moto e si è bloccato, la parte elettronica si è rovinata in questi 5, 6, 7 mesi dalla prima pandemia e ha creato questo danno ingente. Questo cinema l'ho iniziato dallo zio che era, come si chiama, lavorava in banca, l'Ambrosiano, veniva da Milano, ha costruito questo cinema nel 76, lo apriva solo al fine settimana, poi tornava a Milano a lavorare, con la passione di cinema e teatro ha portato avanti questo piccolo cinema di paese. Ha lavorato molto negli anni 90 e 2000, dopo giustamente con la crisi economica che è entrata, poi come le piattaforme e altre forme di svago ha portato meno spettatori e meno passione per il cinema, per la sala al buio. Diciamo, fino adesso è stata la fortuna di avere avuto uno zoccolo duro di persone che sono venute, hanno frequentato questa sala, hanno amato e apprezzato la mia programmazione e quindi ritornano volentieri. Ecco. Poi sanno che c'è ancora un rapporto umano vero, chiamando al telefono alla segreteria, io alzo il telefono e dice prima di partire, di proiettare, di aspettare quel 5-10 minuti e lasciare la gente in sala a chiacchierare pensando che ci sia un guasto tecnico, invece proprio per aspettare le ultime persone per entrare in sala a proiettare.